Ma lasciami sbadigliare almeno lunedì mattina. Un bello sbadiglio in diretta, non si può fare uno sbadiglio in diretta? Lo sfumino, manca lo sfumino. Buongiorno, 7:30 puntuali come non mai. Eccolo lì, Francesco, oggi neanche tanto congelato, con un po' di pioggerellina si alza la temperatura su Milano. No, va bene, siamo soddisfatti e rimborsati anche quest'oggi. Una nuova settimana di controinformazione con Radio Libertà. Buon mattino da Sammy Varin, ben svegliati o ben addormentati. Io mi dimentico sempre, ma siete in tantissimi che finite il turno e quindi giustamente prima di addormentarsi tra le braccia del Varin, un caffettino, un qualcosina, si tiene accesa Radio Libertà per vedere se è successo qualcosa mentre voi lavoravate e buonanotte, il turno è davvero finito. Buon mattino invece per le persone normali, vannacciamente normali, che sono già in coda per andare a Laura con Radio Libertà nella radiolina DAB o nel telefonino. Avete scaricato la app e ci seguite ovunque con le cuffiette, con gli auricolari. Buongiorno a chi ci segue già dal posto di lavoro in background nel proprio computer, il sito radiolibertà.net, oppure se preferite anche la pagina Facebook di Radio Libertà o quella di Lega Salvini Premier o quella di Lega Giovani con migliaia e migliaia di visualizzazioni. Devo ringraziarvi veramente per la positività con cui ci ascoltate. La nostra è una grandissima famiglia che da decenni porta avanti una radio quasi di condominio, una radio che si occupa di territorio, in cui cerchiamo di capire dove va la buona politica, in cui ogni giorno ci sono nuove entrate e purtroppo ogni tanto qualcuno se ne va e molla lo spadone. E allora fatemi salutare in apertura di giornata il grandissimo Leo Sigel, storico speaker di Radio Padania, politico, allenatore della nazionale padana. Mi ricordo un Italia, cos'è che era? Italia-Tibet, magari Italia, tu dici col cavolo, Padania-Tibet, nello stadio qua dietro, mi sa che avevamo perso, robe incredibili, giornalista, scrittore, appassionato di hockey, ma soprattutto della sua Milano. Ecco, Leo Sigel ci ha lasciato proprio ieri e vogliamo davvero ricordarlo con tanta positività, perché era sempre qua, era sempre in onda. Vi parlo di anni or sono, ma fino a 2 anni fa era ancora in onda il Leo, ma soprattutto ha supportato la città di Milano con tante proposte e una di queste riguardava Lambrate, Lambrate libera. Più di una richiesta, perché se fate un giro effettivamente nella zona Lambrate di Milano, vedete che è quasi un paesino a sé. E chissà mai che prima o poi lo diventerà. Ciao Leo Sigel, buongiorno naturalmente a tutti coloro che proseguono la battaglia d'amore per la propria terra, perché se uno si ferma, 10 prendono in mano il suo spadone e portano avanti questa bellissima battaglia. Il buongiorno si sente naturalmente dai vostri WhatsApp, signori, lo sapete, non lo sapete, ve lo dico io, inviando un messaggio al 340 6709 659. Siete in diretta con me. Io tra una mezz'oretta già comincio a leggere i vostri messaggi al 340 6709 659 e dopo le 9 apro anche le linee. Oggi è lunedì, dovremmo avere Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera, ma dopo la chiacchierata con lui sento anche i vostri pensieri sulle notizie che vado a leggervi. Da dove parto? Volevo partire da qualche giornalino rispetto ai giornaloni che ci sono durante il normale svolgimento della rassegna stampa, ma titoli belli, oddio, non c'è un granché, devo dire, anche perché oggi è lunedì e quindi moltissimi sono usciti nella giornata di ieri o addirittura nel weekend. Il secolo d'Italia, sicuramente titolo importante, finalmente tregua, Hamas rilascia 3 donne israeliane, l'Italia ora pace.
Ma molti quotidiani che non sono usciti il lunedì chiaramente mettevano anche in visione ciò che accade in queste ore negli Stati Uniti. Il manifesto di ieri scriveva il richiamo della foresta e fa vedere Meloni che è andata all'incoronazione di Trump, una scelta inevitabile, scrive il manifesto, dopo il via libera del non ancora presidente alla liberazione di Sala. La premier immaginava di gettare ponti tra Europa e USA, invece si schiaccia sul tycoon con la destra peggiore. Così il richiamo della foresta sul quotidiano Il Manifesto. Ci tuffiamo sui giornaloni di quest'oggi, partendo. No, oggi Avvenire non c'è, è lunedì e quindi non partiamo da Avvenire, ma facciamo lo strano, non partiamo neanche dal Corriere, no dai, non partiamo dal Corriere, oggi partiamo dal Giornale, vediamo come apre il quotidiano di Sallusti. Libere tra i mitra degli assassini. La tregua e l'ultimo sfregio. Rilasciate 3 israeliane tra i miliziani in festa. Mamma mia che brutti sti miliziani. Oh, fan paura, sono tutti passamontagna. Cioè, che cacchio. I 3 profughi tornano a casa. Chiaro, è un giorno di festa davvero e lo deve essere anche un po' per tutti noi, perché si è fermata la guerra in Medio Oriente, lo scambio di chi era stato preso in ostaggio, persone che non hanno fatto assolutamente niente, da una parte, e dall'altra qualche terroristino secondo me c'è tra coloro che sono stati rilasciati, tra gli israeliani rilasciati, cioè scusate, tra gli esponenti di Hamas rilasciati dagli israeliani, qualche terrorista mi sa che l'hanno rilasciato e questo ricomincerà a far esplodere, uccidere, ammazzare? Liberate da Hamas le prime 3 donne israeliane in ostaggio dal 7 ottobre 2023 sono state ufficialmente consegnate alla Croce Rossa nella parte occidentale di Gaza City tra i mitra dei terroristi in festa per la tregua con Israele. Il giornale mette in prima pagina che oggi è il Trump Day e lui salva TikTok. A Washington la cerimonia di insediamento. Occhi del mondo sul Campidoglio. Meloni presente col sigillo UE. Sì, questo è da sottolineare, ma è l'unica esponente europea presente all'insediamento di Trump. Ma io non ci credo, sembra incredibile. Von der Leyen non è stata invitata, ma poi è anche un po' malata, però sembra strana questa cosa. L'ora del Donald Trump 2.0 è arrivata. Il tycoon è il primo presidente americano a ricoprire un mandato non consecutivo alla Casa Bianca in oltre un secolo. Oggi alle 18 italiane si insedierà ufficialmente al Campidoglio. Presente anche la premier italiana Giorgia Meloni, inviata dall'Unione Europea. Qui c'è qualcuno che fa schiumetta stamattina, inviata dall'Unione Europea. Lei, unica esponente dell'Unione Europea. AUG. Siamo sempre sul quotidiano Il Giornale, naturalmente di spalla alla pace fragile in Medio Oriente, ma Hamas già si prepara ai nuovi orrori e il ruolo di Donald, Occidente e mondo arabo, ha una svolta. L'editoriale di Nicola Porro invece è su generali e BPM, scontro di Stato. Andiamo avanti, ci rituffiamo in un'altra prima pagina, so che vi manca e ve lo leggo, il quotidiano Il Fatto Quotidiano. Sì, stanno lodando tutti Bettino Craxi, non so qual è il vostro parere, ascoltatori, su Bettino Craxi. Insomma, io ero rimasto che ne aveva combinate di tutti i colori, ma probabilmente col senno di poi, in confronto a quello che hanno fatto alcuni negli ultimi anni, è un santo, perché addirittura Mattarella loda San Bettino. Questo è il titolo del Fatto Quotidiano. Giubileo craxiano. Il capo dello Stato celebra le riforme, tra virgolette, del pregiudicato. Mattarella loda San Bettino, niente tangenti e leggi pro B.
Chiaramente vogliamo un vostro parere al 340 6709 659. A 25 anni dalla morte del leader latitante scorda la Mammì, per cui si dimise dal governo Andreotti, legge Mammì, ve la ricordate? C'erano di mezzo le radio, le televisioni, declassa le condanne per mazzette miliardarie a crisi che investì il sistema politico. Vostro parere 340 6709 659, ma immediatamente saltelliamo come ballerine su un altro quotidiano e vi porto sul Resto del Carlino, quotidiano nazionale. Il Papa che è andato pure lui da Fazio, c'è tornato anche lui insieme alla Cecilia Sala. Il Papa, Italia senza figli, ma poi cos'altro aggiunge? Apra ai migranti. Ma perché finora, scusa, com'è stato, caro Papa? Francesco, intervistato da Fazio in TV, il presidente USA vuole espellere i clandestini? Una disgrazia. Per la pace ci vuole coraggio. Sì, ci vuole coraggio anche andare in certe vie, però, a una certa ora della sera. Cattolici in politica, il vice premier Tajani, Forza Italia, ricorda Don Luigi Sturzo, parte fondamentale del nostro album di famiglia. Siamo sul Quotidiano Nazionale, naturalmente in centropagina rilasciate le prime 3 donne israeliane ostaggio di Hamas, Gaza migliaia di profughi palestinesi in marcia verso casa. Rami Gonen abbracciata dalla madre, l'incubo è finito anche per Emily Damari e Doron Steinbrecher. Libere. Scocca l'ora di Trump 2.0, subito il decreto che salva TikTok. Il giorno dell'insediamento, il primo atto emergenza Messico, ma c'è anche questo TikTok in ballo e mio figlio Elia, che è diventato uno smanettone, me l'aveva spiegato che ieri era entrato in TikTok americano e l'andava non funzionava, era fermo e quindi terrore nei ragazzini che non hanno più il TikTok americano. Tu dici cos'è sta differenza? Perché lì ci sono molti più video e molti più contenuti, insomma dall'America arriva gran parte insomma dell'informazione demenziale per certi versi che gira su TikTok. E Trump a un certo punto della giornata di ieri ha detto no, ristabiliamo la connessione perché perché devono trasmettere il mio insediamento, scusa, e c'ha milioni di follower su TikTok Trump, e che fa? Buca così la notizia che riguarda se stesso. Chiaro che questa cosina da TikTok è da sistemare e noi genitori, insomma, non ci strapperemo le vesti se dovessero chiudere TikTok qui in Italia. Io sarei anche abbastanza contento, se no, perché davvero questi sono drogati. Miei figli vanno avanti e indietro da casa con il telefonino così, rischiano di schiacciare la coda ai gatti, cioè ne fanno di tutti i colori. Non è pensabile proseguire così. Non diciamo che noi grandi non guardiamo mai queste cose, magari non guardiamo TikTok, ma troviamo su Instagram le scenettine, soprattutto quelle dei gattini, degli animali. Se tu guardi qualcosa d'altro, vabbè, diciamo che insomma, però ragazzi, non abbiamo tempo da perdere, bisogna lavorare. E quindi facciamo le persone serie. Questi ragazzini stanno dalla mattina alla sera, se non li fermi, attaccati a questi social, a questo TikTok. Quindi favorevolissimo a bloccarlo in Italia. Assolutamente, fatemi votare e io voto sì. Tanto per dirvi, su Quotidiano Nazionale intervistano Pier Ferdinando Casini. Non so quanto possa interessarvi, ma Casini dice: Bettino Craxi, un innovatore. Effettivamente è stato uno statista, anche qui, dire statista con certi personaggi si provoca polemica anche con questo. Vai tranquillo. Dalle città, siamo su QN, Resto del Carlino. Bologna, patto Lepore Pascale. Cabina di regia per l'alluvione, lavori urgenti sul Ravone. Fa anche rimone, però insomma che almeno si parlino, visto che fanno parte dello stesso partito. Lepore, sindaco di Bologna, Pascale, nuovo presidente della regione Emilia-Romagna.
Chissà mai che si mettono d'accordo per fare qualcosa, però attenzione, non per combinare guai come qualcuno in passato. La vicenda del giovane quindicenne denunciato, scoperto dai professori, questa è bella. Studente hacker aveva violato il sito del ministero, dal suo PC, dal suo personal computer, cambiava i voti in pagella. Cioè non era un terrorista, non era, semplicemente era uno molto bravo col computer che riusciva a violare tutte le restrizioni, anche potenti immagino, per entrare sul sito del ministero, ma non soltanto, anche riusciva a spostare la traiettoria delle navi in mezzo al mare. Roba da non crederci, ma lui la faceva in buona fede questa cosa, non voleva fare del male a nessuno, semplicemente aveva 5 in alcune materie e si è messo il 6. Cioè neanche il 7 o l'8 che magari qualcuno se ne accorge, si è messo il 6. Ragazzi, non possiamo battergli le mani, è stato denunciato 15 anni, studente di 15 anni. Mi raccomando, non gliel'ho fatta vedere ai miei figli questa notizia e non gliela farò vedere. Che ore sono? No, non sono ancora in macchina, quindi non mi sentono. Avanti con i quotidiani. Il quotidiano Il Tempo. Washington Trump, facciamo un titolo unico, Washington Trump, facciamocelo vedere questo Trump con un bel sorrisone, così Donald II rifonda l'America. Oggi il giuramento da presidente, primo ACT contro i clandestini, la promessa vi girerà la testa. Con Gianluigi Paragone, ecco come Donald userà la debole Europa. Con Francesca Albergotti, posti d'onore per i nuovi padroni del mondo. Presenti e assenti, Meloni unica leader europea, Milei e gli altri alla corte del tycoon. Guarda che sta roba qua è strana, Chernobyl, l'editoriale di Tommaso Cerno, il Donald e il risveglio dei dormienti. Dove la vecchia grammatica e i vecchi tromboni vedono la regressione della democrazia, vi è al contrario il suo avanzamento nel futuro. Donald Trump parla un linguaggio innovativo perché per lui e per la sua biografia ha colto da povero diventato ricco la voce dei ricchi diventati poveri, ovvero di quella oceanica classe media su cui si regge la democrazia tradizionale che l'elite finanziaria e tecnocratica dell'Occidente dell'ultimo decennio ha creduto di anestetizzare senza riuscirci. Per questo l'intelligenza e i grandi esperti di Stati Uniti non ne hanno azzeccata una. Profetizzavano Kamala Harris e sono stati travolti dallo tsunami Donald. È un buon segno quando un sistema di governo democratico dimostra di essere più avanti dei suoi presunti profeti, diventati negli anni solo portatori di interessi. Ed è positivo anche non sapere l'effetto che farà, perché immaginare cosa cambierà in America e in Europa da oggi è molto difficile, anche se un primo indizio c'è. Il mondo che ci credeva dormienti torna ad ascoltare le voci dell'Ovest. Così Tommaso Cerno sul quotidiano nazionale, sul quotidiano Il Tempo, che intanto mette in prima pagina anche la tregua a Gaza, Hamas libera i primi ostaggi, si tratta di 3 giovani donne, sono in buone condizioni. E poi il tempo di Osho, raggi in Campidoglio, regina degli assenteisti, è lei che dice: io se volete ci vengo pure tutti i giorni, a vostro rischio e pericolo. E tacciamo di tutti quelle cose che sono accadute con Raggi al potere, anche cose brutte. Il caso Campania, ex strategy De Luca tratta il piano B col Movimento 5 Stelle, no a Fico, spunta Costa. Ma staremo a vedere, sul terzo mandato se ne occupano in parecchi quest'oggi, anche perché oggi poi si decide sul referendum sì, referendum no, sulla questione autonomia e non soltanto, e quindi è una giornatina abbastanza emozionante per noi che siamo qui, che l'aspettiamo l'autonomia, capire se ci dovrà essere un referendum e quindi se l'Italia sarà spaccata da chi voterà sì o no all'autonomia. Mamma mia.
Bello il titolo di Repubblica, un giorno di pace, l'accordo Israele-Hamas. Tel Aviv, scattata la tregua nella striscia, 3 donne riabbracciano le loro famiglie, scarcerati 90 palestinesi. Gaza, migliaia di profughi tornano alle loro case, i primi camion di aiuti acqua entrano dal valico di Rafah. Washington, nel giorno del giuramento, Trump promette: ora fermerò anche l'insensata guerra in Ucraina. E sembra incredibile, ma questo ci può davvero riuscire. Naturalmente i vari articoli, la sfida di 2 popoli di Alberto D'Argenio, travolti dalla potenza delle immagini in arrivo da Gaza e da Israele, nessuno di noi in Europa può comprendere nella sua essenza più profonda la forza contraddittoria delle emozioni che in queste ore dilaniano milioni di persone nella striscia, a Tel Aviv e a Gerusalemme. È il giorno della tregua agognata in questi mesi di orrori e atrocità che hanno accomunato nella sofferenza 2 popoli mai così lontani. Ma è davvero un giorno di festa senza ombre? È proprio l'inizio di una nuova stagione di pace in Medio Oriente? Sono appunto le emozioni dei protagonisti della giornata di ieri, trasmesse in Mondovisione, a dirci che forse no, che tutto è ancora in bilico. La festa dei palestinesi finalmente con gli occhi al cielo, senza temere le bombe israeliane, ma senza sapere quanto durerà. Le lacrime di gioia dei parenti di Romi, Elmi e Doron, liberate per prime dalla crudele cattività a cui le ha ridotte Hamas, mentre le altre famiglie non sanno se i loro cari torneranno. Così il quotidiano Repubblica, che scrive anche sospese tra luce e tenebre, con Michela Marzano. Cosa significa tornare a casa dopo 470 giorni di buio, violenza, stenti, ansia, sconforto? Romy Gonen, Emily Damari e Donald Steinbrecher sono le prime persone liberate grazie all'accordo per il cessate il fuoco a Gaza. 3 meravigliose donne, ha scritto il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, anche se non c'è bisogno di essere meravigliose per meritare la libertà, né giovani né donne. La libertà è un diritto. E poi da Ramallah con Fabio Tonacci: per i palestinesi festa e rabbia. Non importa che ora sfileranno i bus del carcere di Ofer, la gente di Ramallah non si muoverà da lì fin quando non li vedrà passare. E si diceva appunto tanti terroristi, certo anche loro, liberati dalle carceri israeliane. Se vi interessa, Giovanotti torna a Sanremo come super ospite, l'hanno rimesso in sesto, l'hanno rimesso a posto, hanno riattaccato tutto quanto dopo l'incidente che ha avuto in bicicletta, e noi stiamo naturalmente aspettando se ci saranno anche i Maneskin. Quest'estate si diceva che ci sarebbero stati i Maneskin, ma adesso il cantante Alain Gir a far tutto da solo, e quindi che cavolo fanno i Maneskin in questi mesi? Sempre in vacanza? No, magari qualcuno di voi lo sa. La stampa. Ritorno a casa. E qui la fotografia delle ragazze liberate con questi brutti ceffi con passamontagna, occhiali da sole, tuta mimetica. Mamma mia, quanto sono brutti, che le liberano finalmente. Chi trama contro la tregua? Alessia Melcangi e Tajani: i coloni si ritirino, con Federico Capurso. Subito sotto, sulla stampa, arriva Trump, cambia il mondo. Oggi l'insediamento con Musk, Bezos, Zuckerberg, Milei e Meloni. Decreto per salvare TikTok. I reportage: eroi di Capitol Hill, subito la grazia, con Francesca Schianchi. L'incubo dei dazi tra i big di Davos, con Giuseppe Botero. Intanto Giulia Zonca ci ricorda sulla stampa come prosegua lo scetticismo di Kiev. Il virgolettato dice: la guerra continuerà. Staremo a vedere. Di spalla sul quotidiano La Stampa, la riforma della giustizia. Perché separare le carriere dei PM è ipocrita, costoso
e soprattutto inutile, scrive Pietro Grasso. Dopo l'approvazione alla Camera del DDL costituzionale per la separazione delle carriere dei magistrati, il ministro Nordio ha dichiarato di aver realizzato un sogno che inseguiva da 30 anni. Speriamo non si trasformi in un incubo di gelliana memoria. Le auspicate riforme della giustizia dovrebbero garantire celerità, efficienza, qualità. Invece questo epocale cambiamento appare solo una vittoria simbolica in sfregio alla magistratura. Una bandiera piantata con toni trionfalistici nel territorio nemico che dopo la riforma Cartabia appare solo costosa, ipocrita, inutile e dannosa. Se acquistate il quotidiano La Stampa vuol dire che siete del PD e allora vi interessa il dibattito nel PD. Schlein finisce nel mirino centrista. Così Federico Geremita ripetono di non voler fondare un nuovo partito, tantomeno un partito cattolico, e assicurano naturalmente che non puntano a diventare una nuova corrente del PD, però chiedono un cambio di passo. Cose che non ci riguardano, che però chiaramente sappiamo bene che i cattolici pidini sono molti e bisogna fare i conti anche con loro. Beh, prendiamo un po' di fiato e andiamo sul quotidiano La Verità, che apre con, senti qua, fanno causa contro l'autonomia, ma la usano per fare l'eutanasia. La passione della sinistra per il fine vita, e qualunque cosa utilizzano per il fine vita è anche la nostra autonomia, che loro però non vorrebbero. Dopo il ricorso per fermare la riforma dei poteri delle regioni, la Toscana e il PD portano in consiglio la legge sul suicidio assistito, con la scusa di una supposta competenza legislativa sull'assistenza sanitaria. Sul quotidiano La Verità, il Papa che va da Fazio a promuovere il libro e a santificare il socio di Casarini. Mamma mia sta roba, ragazzi, ma gli sta così simpatico. Oltre a Casarini pure il socio di Casarini. Ancora in centropagina, Bioteca ammette chiusi i conti agli anti-lockdown. Solo La Verità dice questa notizia. PayPal conferma agli attivisti contrari alle restrizioni Covid che gli account furono bloccati per la natura delle attività. In coordinamento con l'unità antidisinformazione, i Soloni però parlano ora di tecnocrazia. In poche parole, Francesco Borgonovo ci spiega come PayPal ha confermato di avere bloccato nel Regno Unito i conti correnti di associazioni che durante la pandemia conducevano battaglie sgradite sul Covid, per esempio opponendosi alla chiusura delle scuole. Stilati anche dossier sui dissidenti. Chi ora parla del pericolo della tecnodestra all'epoca non solo taceva, ma era complice. La cartolina sul quotidiano La Verità con Mario Giordano, caro Gabrielli, sul caso Rami ritenti, forse sarà più fortunato. E sì, ricordiamolo perché la procura ha detto che l'inseguimento è stato assolutamente normale nei limiti, mentre l'ex capo della polizia che adesso è consulente per il comune di Milano, aveva detto che la colpa era proprio di questi soggetti che avevano inseguito i poveri ragazzi in motorino, con un motorino piccolino, piccoletto. Le interviste del lunedì interessanti sul quotidiano La Verità perché c'è Minniti, il simpatico Minniti che sembra tanto Sammy Varin. I lupi solitari godono di questo clima antipolizia. Tra poco ve la leggo, assolutamente sì, ma signori, c'è anche Lupi, Lupo de Lupi, terzo mandato, dico a Zaia, non servono vincere. Pomposamente si presenta sul quotidiano La Verità Lupi, anche perché lui è uno dei candidati a sindaco. Piace molto soprattutto a Fratelli d'Italia. E beh,
Chi ci mettiamo candidato sindaco a Milano? Noi del centrodestra, noi della Lega, noi pluralia maiestatis, perché mi considero parte della Lega, essendo una tessera RIA del 1987. 3406709 questo è il numero per i vostri WhatsApp. C'è la canzone indipendente e tra pochissimo cominciamo proprio a leggere le vostre prime meditazioni. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Bella meditazione, quella del pianista Francesco Strano con Anime fragili. Sì, perché la fragilità non è sinonimo di debolezza, ma di autenticità e di profondità emotiva. Nella vulnerabilità umana c'è la vera bellezza. Bravo Francesco Strano, Anime fragili, pianista e compositore, lo trovate su tutti gli store digitali e naturalmente semplicemente su YouTube con la sua
sterminata produzione. 4 minuti dopo le 8 del mattino. Buongiorno da Sammy Varin, buon mattino a chi mi segue da casa, canale 252 anche in TV. Buongiorno a chi è in auto con la Radio DAB, mi portate in tutta Italia, ma naturalmente la soluzione più facile è scaricare l'app e seguirci direttamente dal vostro telefonino anche in metropolitana. Sto sbirciando le ultime notizie dell'agenzia ANSA. Sinner ai quarti, batterune in 4 set per 6-3, 3-6, 6-3, 6-2. Subito sotto Meloni atterrata a Washington per l'insediamento a Trump. Apertura similare anche sugli altri siti. Repubblica, l'attesa e lo scambio, il giorno più lungo da Gaza a Tel Aviv, mentre sul Corriere reddito di cittadinanza, 62.000 truffatori hanno sottratto allo Stato 665 milioni di euro e c'è chi se ne vanta su TikTok. I dati delle indagini della Guardia di Finanza su tutto il territorio nazionale, cifre alte ma sono solo la punta dell'iceberg. A Milano, uno dei casi più eclatanti, i fantasmi facevano video su TikTok. Cesena, il reddito ai milionari con le scommesse. Chiaramente con il tempo saltano fuori queste storie pazzesche, reddito di cittadinanza, ma anche, lo sapete, 110%, tacciamo di infinite cose, ma fatemi leggere un po' di WhatsApp, dai, il nostro contatto è proprio su WhatsApp in queste prime ore del mattino, poi alle 9 apriamo anche le linee allo 0292947222, ma la cosa più bella che potete fare a quest'ora è inviare il vostro messaggio, sentite la notizia e date il vostro parere. Diventate dei veri e propri editorialisti di Radio Libertà. 340 6709 659, anche per i nuovi ascoltatori, soprattutto per voi che magari non avete mai scritto un messaggio a una radio. Qui lo potete fare, è una bellissima idea. Ciao Leo, e in tantissimi certo ricordano Leo Siegel, che è stato speaker su questa radio per tanti anni, ma soprattutto giornalista acuto in quel di Milano e impegnato prima con l'Hockey e poi con la nazionale padana. Tajani venerdì sera al TG1 ha detto che AfD, Rassemblement National, le destre in genere, non potranno mai far parte attiva delle commissioni europee e altre istituzioni di livello. Ale! Marco da Milano dice: Alessandro Morelli come sindaco di Milano è il top, zitto 4 sarei d'accordo anch'io, zitto 4. WhatsApp, confesso, considero da sempre Lupi una specie di vetro a perdere, no, proprio come Tajani, no, zitto, è che quando dici così poi prende più voti di noi, assolutamente no, io scherzo, Lupi, Lupo dei Lupi eccetera, fa un po' ridere perché devo tirarvi su, ma Lupi è una persona moderata, appunto fa parte di noi moderati, morigerata se volete, piccoletto ma che conosce benissimo la politica e soprattutto dovrebbe conoscere Milano. Questo non te lo so dire, però pare che il centrodestra in questo momento, almeno la parte del centrodestra che parla, punti su di lui. Si chiamano cattocomunisti, stavamo dicendo prima che si sta formando questo alone intorno alla Schlein che bussa alla sua porta. Trump fermerà la guerra in Ucraina se la Meloni, amica cara di Zelensky, non metterà i bastoni tra le ruote e farà fallire la pace. Ma io penso che insomma adesso la Meloni che fa lo sgambetto a Trump sarebbe troppo. Vabbè che è donna e voi donne sappiamo che siete molto brave a fare le cose più forti, noi uomini ormai siamo tutti gay, siamo veramente dei mollaccioni. Secondo me oggi si ritirano, se parla Tajani si cagano addosso tutti, fanno gli spiritosi, gli ascoltatori di Radio Libertà lunedì mattina. Ciao Sammy, le opposizioni non stanno più insistendo perché Salvini riferisca in Parlamento sugli incidenti ferroviari? Caro Mario, arrivo tra poco perché proprio Salvini non è andato negli Stati Uniti, tu dici perché ci andava la Meloni?
Ti sembra il tipo, ma quello ci andava di corsa. No, non è andato negli Stati Uniti e perché sta succedendo qualche cosa di importante qua in Italia sul fronte delle ferrovie. Ne parliamo alle 9 con Riccardo Molinari. Sì, stanno arrivando le prove di qualcuno che ha combinato qualcosa per provocare incidenti anomali sulle linee ferroviarie. Salvini ha promesso che ne parlerà proprio in questi giorni in Parlamento. E chiaramente non so se questo farà piacere alle opposizioni, perché loro volevano che si parlasse di qualcosa d'altro, dell'inefficienza delle ferrovie in mano a Salvini, mentre invece quando le ha sempre avute in mano il PD funzionavano benissimo, nel senso che non si faceva mai un lavoro, era tutto uguale a prima, no? È chiaro che facendo 3.000 lavori anche con i soldi del PNRR, sai, se c'è un guasto su una linea e sull'altra si stanno facendo lavori e a volte bisogna fermare tutto quanto. Ciao Sammy, da cattolico praticante non capisco perché il Papa non insiste sul diritto di questa gente a rimanere nei loro paesi invece di invitare noi a riceverli tutti. Non siamo in grado di offrirgli niente e sono a decine gli incroci cittadini, agli incroci cittadini con il cappello in mano. È vero Mario, è vero, però non facciamo più figli, non facciamo più figli e loro, anche loro hanno cominciato a farne meno, poverini, sentono la crisi, che te devo fare, però di figli ne fanno comunque. Il problema è che hanno un'altra religione, altre usanze che da noi non possono esistere. Molliamo i vostri WhatsApp, ma ci ritorno, tranquilli. Se mi dovete spegnere perché state per arrivare al lavoro, tranquillissimi, non tranquilli, alle 20 di questa sera, dalle 8 alle 9 di sera, va in onda una mini replica della rassegna stampa dove trovano spazio le principali notizie, ma anche i vostri WhatsApp che mi potete inviare anche in questo momento al 340 67 09 659. La prima pagina del quotidiano Libero. Il titolo molto potente è Lo show di Hamas. Tregua a Gaza, la liberazione delle 3 israeliane. Ed è proprio uno show vedere tutti questi aspiranti terroristi mascherati con occhiali da sole. Vabbè, la sensta. La trepidazione e la gioia delle madri, l'attesa della piazza, la soddisfazione del primo ministro e le urla di guerra di Hamas. È stata una domenica senza fine in Israele. Tra Dio e Cesare. Si cambia subito argomento di spalla oggi sul quotidiano Libero. Tra Dio e Cesare, Bergoglio vuole più migranti in Italia, ma non in Vaticano. Lo sapete, sembra una favola metropolitana, ma c'è quella leggina approvata ultimamente per cui sono mazzate da orbi se entri in Vaticano da clandestino, che uno si chiede, ma che cavolo mai ci va un clandestino in Vaticano? Altro che latino, in una scuola di mestre si studia il bengalese. Per attaccare il governo stravolgono pure Dante. Vecchioni cita la Divina Commedia per criticare lo studio a memoria, ma i versi citati dicono l'esatto opposto. E ancora l'editoriale di Daniele Capezzone proprio sulla liberazione che è avvenuta in queste ultime ore. Un accordo sia buono che cattivo, con il sigillo bestiale di Hamas. Non poteva mancare. I terroristi islamici sono infatti riusciti a trasformare perfino la liberazione dei primi 3 ostaggi israeliani in un happening sadico, in un estremo e macabro rituale di degradazione. E le immagini che forse avete visto in televisione o che vedrete in queste ore lo dimostrano ampiamente. Molliamo? No, all'interno di Libero oggi veramente succoso quotidiano da acquistare, il Capodanno islamico di Milano. Sì, da qualche parte oggi viene intervistato il sindaco Sala, non gli fanno neanche mezza domanda sul Taarrush Gamea di Milano. Secondo me l'ha proibito ai giornalisti. Cioè prima gli diceva mi volete intervistare, va bene, però niente domande sul Taarrush Gamea, niente domande. Il Capodanno islamico di Milano, l'inglese molestata, l'8º
per la vita. E poi ancora, sempre su Libero, allarme dopo il caso Rami, la fuga della polizia diventa una moda, la fuga dalla polizia. Cosa vuol dire? Vuol dire che adesso non si fermano più all'alt della polizia questi giovanotti. Che schifo. Infine il presidente, personalità rilevante, chi? Craxi. Anche Mattarella elogia Craxi. Oggi si insedia Trump, i piani di Donald per i primi 100 giorni, su Libero con Costanza Cavalli, elogio di Melania, donna orgogliosa di quello che è, con Lavinia Orefici. Dove vado, dove vado, dove vado? Oh, richiedete il vostro quotidiano preferito, 340 6709 659. Mi sto spostando pericolosamente verso il Corriere, ma no, mi dici no, mi scrivono no, non farlo Sammy, non farlo. Va bene, allora mi fermo sul quotidiano Il Giornale per il momento, proprio perché a pagina 8 del quotidiano Il Giornale, la notizia del giorno, guarda che bella coppia, Meloni da Trump, la Realpolitik dell'Unione Europea e l'intesa con Ursula, l'idea di un incontro e il timore sui dazi, scrive sul quotidiano Il Giornale Adalberto Signore. Quando in Italia è già notte fonda, Giorgia Meloni atterra in una Washington funestata da temperature polari e tirata a lucido per l'Inauguration Day. La sua è una visita lampo per presenziare oggi al giuramento di Donald Trump e ripartire per Roma già in tarda serata, con una sola incertezza, visto che la premier italiana, unico capo di governo europeo presente a Capitol Hill, potrebbe non limitarsi ad assistere dalle prime file all'inizio della seconda era Trump, ma anche avere un colloquio a margine con il nuovo presidente. Più probabilmente prima del giuramento, più difficilmente dopo. Ovviamente non sarà un bilaterale strutturato, perché la tempistica di questo rituale, che risale al 700 e si è fatta di poche regole scritte, molte tradizioni consuetudinarie, ma è comunque scadenzata in maniera ferrea. Ma questa è la previsione, non sarà neanche una fugace stretta di mano. Insomma, si sta lavorando a un faccia a faccia di almeno una decina di minuti, un riconoscimento per la premier e l'occasione per Trump di ringraziarla di una presenza non scontata. E naturalmente tutti ipotizzano di cosa mai potrebbero parlare. È l'idea di un incontro e il timore sui dazi. Stiamo a vedere. E intanto lei c'è e siamo gli unici che sono volati per vedere Trump e magari lavorarcelo. Intanto tutti i bambinetti di tutto il mondo ringraziano. TikTok torna online, grazie Donald. Pagina 9 del giornale, il tycoon assicura un atto per fermare il bando e promette il primo viaggio in Cina. Avanti con il quotidiano Il Giornale, eccola qui la notizia di cui vi parlavo. Salvini porta il caso Ferrovie dello Stato in Parlamento. Il ministro dei trasporti, incidenti anomali e sconcertanti, pronto a riferire in aula. Il ministro Matteo Salvini vuole riferire urgentemente in Parlamento sul caso Ferrovie, scrive Ludovica Bullian, e sugli episodi inquietanti che si starebbero verificando sui binari della rete del paese, alcuni finiti in un esposto del gruppo Ferrovie dello Stato trasmesso negli scorsi giorni dalla Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato e senza indagati. Qualcosa non torna, ha scritto Ferrovie dello Stato, in almeno 5 casi segnalati ai magistrati. Sospetti gli orari, la concomitanza con quelli di punta, una presunta attività finalizzata a destabilizzare anche a livello istituzionale e governativo il gruppo OFS e relativo management. Eventi anomali si sono registrati anche nelle ultime ore, tanto da spingere il ministro Salvini a riferire in aula proprio alla luce delle notizie di particolare gravità, con episodi sconcertanti in provincia di Padova e a Roma. Il gruppo OFS ha denunciato il ritrovamento di un oggetto metallico, la catena di una bicicletta
motocicletta penzolante agganciata alla rete elettrica della stazione di Montagnana a Padova, su cui la Procura di Rovigo ha aperto un'indagine contro ignoti per attentato alla sicurezza dei trasporti. Se non rimossa in tempo, avrebbe potuto causare danni significativi al pantografo e alla linea elettrica, determinando l'interruzione della circolazione ferroviaria. E poi un tentativo di sfondamento di una centralina a Roma Aurelia. Ignoti hanno forzato l'ingresso del locale cercando di sfondare la porta blindata che custodisce i macchinari senza riuscirci. Sono stati divelti alcuni paletti della recinzione, sono stati rotti alcuni allarmi volumetrici, sul polso sono stati ritrovati martelli e cacciaviti. Un'eventuale manomissione della cabina avrebbe potuto causare impatti significativi alla circolazione dei treni, fa sapere ancora Ferrovie dello Stato. Sono stati gli addetti alla sicurezza rafforzati in questi ultimi mesi per monitorare i punti più sensibili dell'infrastruttura a accorgersi dei 2 tentativi di sabotaggio. E quello dell'assalto alla centralina di Roma Aurelia non sarebbe un caso isolato, sarebbero infatti emersi diversi elementi legati a questo episodio o a precedenti casi di anomalie e guasti registrati negli scorsi giorni, spiega ancora il gruppo, che riferisce di avere trasmesso ulteriori dettagli agli inquirenti. E poi l'articolo va avanti e a questo punto Matteo Salvini riferirà in aula, e questo è uno dei motivi per cui Salvini non sarà a Washington quest'oggi. Il giornale parla anche, e vuoi che non ne parli il giornale, di Craxi. È l'anniversario. Le riforme di Craxi cambiarono l'Italia. Le parole di Mattarella sul leader del Partito Socialista Italiano ha lasciato un grande segno nel paese. L'applauso della figlia Stefania, grazie al capo dello Stato, le sue parole sono un ulteriore passo affinché, come diceva papà, la storia sia scritta bene. E ancora sul quotidiano Il Giornale, cambiando argomento, il dibattito sul terzo mandato con Fedriga, Friuli Venezia Giulia, che attacca gli azzurri. In Piemonte l'hanno votato, ma ora no. Anche nel Movimento 5 Stelle si discute per limare il tetto alle candidature. Cosa succede? 5 Stelle, centrodestra e progressisti, tutti a discutere di terzo mandato. I pentastellati sono pronti all'addio, anche se non totale, alla storica regola. Nel frattempo il dibattito sul terzo giro per i governatori apre faglie nelle coalizioni. La stilettata della Lega stavolta è firmata dal presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. È evidente che ci sono sensibilità diverse all'interno del centrodestra, spiega il governatore leghista da Trieste. Mi auguro si possa trovare una sintesi, perché c'è stata una proposta di un partito di maggioranza, che è la Lega, che non si può liquidare, che non siamo d'accordo, arrivederci e grazie, è la puntualizzazione. Quindi l'attacco al presidente del Piemonte Alberto Cirio di Forza Italia. Alcuni partiti che oggi esprimono contro il terzo mandato, 1 anno e 2 mesi fa, hanno fatto votare a tutte le forze di centrodestra il terzo mandato per un loro governatore. Sto parlando del Piemonte, dice Fedriga, mentre in mattinata, in una intervista al Messaggero, era arrivata la versione di Antonio Tajani. È necessario avere un ricambio in un incarico che concentra nella regione più potere di quanto ne abbiano a livello nazionale il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio. Lo stesso Zaia, del resto, è sempre stato contrario al terzo mandato, il commento del leader di Forza Italia. Sabato invece c'erano stati distinguo a sinistra. A fare da controcanto il sindaco di Milano Beppe Sala, che ha bollato come antistorica la posizione del PD contro il terzo mandato. Forse una riflessione su questo va fatta, ha detto Lorenzo Guerini. A livello interno al partito anche i 5 Stelle di Giuseppe Conte si preparano alla svolta dell'addio alle regole del tetto ai 2 mandati. L'appuntamento è per oggi, con una riunione del Consiglio nazionale che potrebbe sciogliere il nodo sul superamento del tetto. Non diventeremo come gli altri partiti, dicono lo Stato Maggiore ex grillino, tradotto non ci sarà un superamento totale della regola dei 2 mandati, dunque non sarà scontato né immediato il ritorno in Parlamento dei vari pezzi da 90 del passato come Roberto Fico, Alfonso Bonafede, Paola Taverna, Vito Crimi. L'ipotesi più accreditata potrebbe essere un terzo mandato, sì, ma da concedere soltanto in un'istituzione diversa, e quindi chi è stato deputato o senatore per 2 legislature potrà candidarsi solo in Europarlamento, nelle regioni
o nei comuni. L'unica speranza per chi vuole rientrare, un punto su cui ancora si sta trattando, è la possibilità di concedere delle deroghe ben specifiche. Di fatto è una limitazione delle ambizioni dei big del passato che erano ansiosi di tornare nel palazzo. Così, signori, ciò che si scrive sul quotidiano Il Giornale, ricchissimo quest'oggi anche della questione Rami, l'allarme degli agenti, attenzione, questo è forte, boom di fughe dai controlli. Dopo la vicenda di Milano, il fenomeno di fuga, cioè che non ti fermi all'alto della polizia, è in aumento. Il sindacato, forzare i posti di blocco ormai è normale. Qualche esempio? Venerdì un ragazzo di 21 anni a Modena ha forzato un posto di blocco. Questo è il caso che ha suscitato il comunicato dell'USI nazionale, di quello dell'Emilia. L'USI parla di tendenza. 3 giorni fa a Giulianova un 17enne di origine albanese non si è fermato a un posto di blocco. Dopo un necessario inseguimento per chilometri, il giovane è stato arrestato, guidava una BMW rubata. A Ragusa un 15enne alla guida di un motorino ha forzato un posto di blocco con un maggiorenne seduto dietro e si è poi schiantato contro un'automobile. Ora versa in gravi condizioni di salute. Questi solo alcuni esempi. Forzare i posti di blocco sta diventando una moda. L'Unione Sindacale Italiana Finanzieri ha già alzato il livello di allerta denunciando la crescita del fenomeno. La cronaca purtroppo non lascia spazio a smentite. Il caso Rami, che risale a novembre scorso, ha avuto un esito drammatico. Il ragazzo egiziano è morto a Milano dopo circa 8 chilometri di inseguimento. L'indagine sulle presunte responsabilità dei carabinieri è in corso, ma da allora altri posti di blocco sono stati abbattuti senza rispettare l'obbligo di fermarsi. E qui, naturalmente, su questo argomento ne parla soltanto il quotidiano Il Giornale, che a pagina 14 però, se questo era l'articolo di Francesco Boezzi, Francesca Galici parla della Lega che vuole vietare il velo islamico. Stop al burqa nei luoghi pubblici. Signori, vecchia battaglia, direi quasi storica della Lega. Ci rifacciamo anche a quello che avviene a pochi chilometri da Varese, in Svizzera. La proposta di legge alla Camera, illegale nascondere il viso. La Lega ha depositato alla Camera una proposta di legge per rendere illegale l'utilizzo di copricapi e altri accessori atti a celare il volto, come nel caso del burqa o del niqab, non solo per motivi di ordine pubblico, ma anche per rispondere al principio del rispetto della dignità della donna, sancito dalla Costituzione italiana, ma anche dal Trattato di Lisbona. Si tratta di una proposta di principio che si accompagna all'introduzione di un nuovo reato, quello di costrizione all'occultamento del volto, che sarebbe penale, prevederebbe il carcere fino a 2 anni e una sanzione che potrebbe arrivare a 30.000 euro. Come pena accessoria verrebbe anche preclusa la richiesta di cittadinanza. Nella sostanza non sarebbe dissimile della legge entrata in vigore il 1 gennaio 2025 nel territorio della Confederazione Svizzera, che ha messo al bando l'utilizzo del velo integrale per le donne islamiche, definito burqa ban, prevede un'ammenda di 1.000 franchi per i trasgressori. E qui naturalmente ci fermiamo, ma se oggi acquistate il quotidiano Il Giornale, ricco di argomenti, e vabbè, a pagina 17 vi beccherete anche questa. In TV da Fazio, 21 giorni in carcere a Teheran, interrogata incappucciata per 10 ore, Cecilia Sala, ieri da Fazio, rivive le sue prigioni, i datteri come premio, non tornerò in Iran. Luce sempre accesa, una detenuta cercava di uccidersi, straziante. Nessuno dei miei familiari ha sentito Elon Musk, ma Daniele ha scritto al suo uomo Stroppa, che ha risposto informato. In cella, negate lenti a contatto e Corano, ho capito di essere un ostaggio quando mi hanno detto della morte di Carter. Governo, tante non hanno la fortuna che ho io, un paese che ti protegge, impensabile essere libera dopo soli 21 giorni. Così la Cecilia Sala ieri da Fazio, dove è andato anche il
Papa, ospite da Santa Marta, che tempo che fa, dalla fame del mondo agli immigrati, il Papa buonista nel salotto dei buonisti. L'invito all'Italia ad aprire le porte, non si fanno più figli, abbiamo bisogno degli immigrati. A marzo una donna governatrice del Vaticano, un intero paginone dedicato a Fazio, a pagina 17 del quotidiano Il Giornale. Che facciamo? Che facciamo? Ci tuffiamo anche sul Resto del Carlino? Beh, dai, sicuramente a pagina 10 del Resto del Carlino si ricorda naturalmente il ricordo di Don Sturzo, il fondatore dei Popolari, celebrato da Forza Italia, con Tajani che ripercorre a Caltagirone la vita dell'autore dell'appello ai liberi e forti. Non possiamo guardare al futuro se non con gli insegnamenti del passato, ma poi naturalmente anche le parole di Mattarella su Craxi, le riforme di Craxi cambiarono il paese. Questo lo trovate sul Resto del Carlino, ma lo trovate su gran parte dei quotidiani, in particolare sul Quotidiano Nazionale c'è anche l'intervista a Pier Ferdinando Casini. Bettino è stato un innovatore, svelò il sistema, pagò per tutti. Da presidente della Camera, il senatore fu il primo rappresentante delle istituzioni a recarsi sulla tomba. Il centro, finita da DC, non si può rifare un partito cattolico. Schlein ha rilanciato il PD, ma è a metà dell'opera. Così il senatore Pier Ferdinando Casini, intervistato su Bettino Craxi, quest'oggi sul quotidiano che parla anche del referendum. Oggi il verdetto, il sit-in dei promotori davanti alla consulta. La Corte oggi si deve esprimere sull'ammissibilità dei quesiti proposti da 75 associazioni, lavoro e cittadinanza tra i temi, ma gli occhi sono puntati sull'autonomia. Oggi si decide se ci sarà oppure no il referendum per cancellare l'autonomia. Di spalla il giurista sulla legge Calderoli: agisca il Parlamento. Dopo le modifiche richieste al testo sarebbe inusuale interpellare i cittadini. Naturalmente staremo a vedere, ma se volete saperne di più, oggi a pagina 12 sul Quotidiano Nazionale. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Circolazione depressionaria sull'Italia anche in questo inizio di settimana, temperature per lo più stazionarie. Al mattino nuvolosità diffusa con cieli spesso coperti da nord a sud. Sarà possibile anche qualche pioggia a carattere irregolare, specialmente a carico delle regioni meridionali. Possibili fenomeni inoltre al nord-ovest. Nel pomeriggio intensificazione delle precipitazioni al sud e sulla Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche, cari amici, cari ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Allora, in questo periodo uno dei prodotti più richiesti che abbiamo è la nostra soluzione alla bava di lumaca, il nostro integratore alimentare Bronco Free. Bronco Free non è un prodotto industriale, non contiene il lattosio, il glutine, il saccarosio, gli OGM e i coloranti. Ma che cos'è Bronco Free? Bronco Free è un integratore alimentare che serve per calmare la tosse grassa, la tosse secca, fluidificare il catarro per facilitare l'espettorazione. La presenza del timo, della verbena, dell'altea, del papavero fanno di Bronco Free un prodotto straordinario. Ricordo, ve lo dico subito per evitare problemi, che non è un prodotto industriale, quindi non è che uno ce l'ha dando un calcio alla siepe, ok? Escono fuori già fatti. Nel Bronco Free la presenza importante della bava di lumaca, del mucopolisaccaride e tutti i suoi principi attivi che ormai si sa da anni
Da anni le proprietà straordinarie del mucopolisaccaridi. I principi attivi servono per calmare la tosse, ma in modo particolare per fluidificare il catarro e facilitare l'espettorazione. Si prende prima di coricarsi o al bisogno. Lo possono prendere tutti. Ricordo, è un prodotto naturale, un successo che ormai noi abbiamo testimoniato da 18 anni. Però state attenti bene all'offerta, questo è il momento per ordinarlo. 3 flaconi di Bronco Free a casa vostra, il trasporto non lo pagate, dicendo io ascolto Radio Libertà, 59 euro. 59 euro. E se chiamate adesso lo 030 68 40 408 con i 3 flaconi di Bronco Free, un bellissimo e utilissimo regalo per voi. Quindi chiamate adesso subito 030 68 40 408 oppure visitate lecatier.it. Ciao! Brum, 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 il motore che ruggisce. Brum, 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 per strada fa così. Brum, 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 la macchina che... Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Splendida versione di The Prayer, anche in video, grazie a Francesco in regia, l'abbiamo vista sul canale 252, sui social. Katie Desario con Piero Mazzocchetti, dal vivo l'altro mese al Teatro Donizetti di Bergamo con la banda della Guardia di Finanza, un'atmosfera davvero importante. Katia Desario sarà in concerto il 7 febbraio con la Filarmonica Pozzoli al Teatro San Rocco di Seregno, Monza Brianza, tutto dai 60 ai 90 a favore dell'AIRC, ragazzi, e lì si balla anche secondo me. Grazie a Katy Desario per queste segnalazioni e chiaramente non perdetevi, se siete in zona, il 7 febbraio Teatro San Rocco di Seregno. Il buongiorno si sente dal Varin, rassegna stampa, certamente tante notizie oggi sul piatto da certo, sono da mangiare, da masticare, da elaborare, e voi siete gli ascoltatori migliori perché su questa radio avete imparato che potete davvero dire la vostra e poi il vostro pensiero per tutto il giorno viene discusso su queste frequenze. Come fare a dire il vostro pensiero? Bah, tra un quarto d'ora, mezz'oretta, addirittura andando in diretta allo 02 9294 7222, ma semplicemente inviando un messaggio WhatsApp al 340 6709 659. Come ha fatto qualcuno che mi ricorda che ignoti hanno tentato di sfondare una centralina elettrica dei treni sulla Roma Aurelia e le Ferrovie dello Stato che hanno presentato denuncia. Ne abbiamo parlato e ne parleremo ancora. Ma i Rom che rubavano i cavi elettrici dai cantieri delle ferrovie per ricavarne il rame sotto i governi pidioti era consuetudine normale? Nessun problema al funzionamento della rete ferroviaria, si chiede Marco, è vero, eh? E ancora il Fazio sarà, ha chiesto a Ciccio prima della leggina vaticana sull'immigrazione. No, Max, non si fanno queste domande, vero? Buongiorno, buona settimana Samuele, radioascoltatori, il pensiero a Leo Siegel, voce bellissima e sempre pacata, condoglianze ai figli e ai familiari, scrive Stefano. È vero, abbiamo perso uno storico speaker ai tempi di Radio Padania, politico, allenatore della nazionale padana, ma soprattutto grande amore per la città di Milano, e lo ricordiamo con tanta tristezza. Lo abbiamo avuto in onda fino a un paio d'anni fa. Ancora WhatsApp, Mattarella coccodrillo, piange Craxi ma sogna Grillo. Adesso cosa non si inventa per fare la rima? Ciao Leo, una luce per te. I cosiddetti cattocomunisti sono i compagni di Casarini, il culo e camicia con Bergogliuccio che ordina all'Italia di accogliere i Maranza, mentre in Vaticano riserva loro multe e galera. Chiaro che io una domandina gliel'avrei fatta su questa cosettina, ma cosa vuoi che ne sappia il Papa? Ti immagini? Buongiorno, ma questi esemplari non si possono contattare e farsi restituire i soldi che Conte maldestramente ha dato a queste persone quasi oneste? Incominciamo a farci sentire, sì, quelli del reddito di cittadinanza magna. Trump fermerà la guerra in Ucraina se la Meloni, amica cara di Zelensky, non metterà i bastoni tra le ruote e farà fallire la pace. Forza Trump! Buongiorno Sammy, Mani Pulite fu il primo tassello dell'opera di distruzione della democrazia a vantaggio della sinistra sovranazionale. Quello che da noi oggi chiamiamo grillismo iniziò quell'anno. Bisogna finire la riforma della separazione delle carriere e ripristinare l'articolo 6.8 per restituire equilibrio democratico a questo paese, scrive Stefano. Ciao Sammy, buona settimana e un abbraccio alla famiglia di Leo Siegel, che purtroppo ho sentito della sua scomparsa. Mi sento di scrivere solo questo. Eugenio da Varese. Come possiamo non ricordarlo? Quante manifestazioni abbiamo fatto insieme, quanti viaggi anche con Radio Padania, Radio RPL abbiamo fatto, andando in tante feste della Lega sparse non soltanto al nord, e quanti Pontide, ragazzi. Abbiamo ancora qualche suo libro. Leo Siegel ha scritto dei libri molto discussi e poco, e probabilmente sarà interessante continuare a distribuirli come stiamo facendo adesso.
E allora, come da programma, Fazio Sala, i 21 giorni più utili per carriera ai soldi. Non ricordano il nostro governo di centrodestra intervenuto, solito copione dei rientrati, compreso familiari. Beh, dai, siamo da Fazio, cosa pretendevi? Speriamo che la Cecilia Sala vada anche da qualcun altro a confessarsi. A quando un libro sceneggiato TV? Grazie Fazio, Littizzetto, Sala e soci. E ancora, perché Forza Italia non candida la casta e furba Fascina per presidente del Veneto? Maurizio, non dare queste idee che ti prendono in parola. Un abbraccio e grazie Leo, ti ricordo con affetto. Mi fermo, mi rituffo sui quotidiani, ragazzi miei. È tempo di tornare ai quotidiani proprio sul tempo. Anche qua si ricorda un provvedimento che vedrete che polemiche che fa saltare fuori. Non abbiamo mica scoperto l'acqua calda, ne parliamo da tempo e ora se ne parla anche sul tempo con Cristian Campigli. Il provvedimento stop al velo nei luoghi pubblici, arriva la proposta della Lega. Previsto il reato di costrizione all'occultamento del volto. AVS insorge, ennesima fobia anti-islamica del Carroccio. Insomma, in questa proposta non si possono indossare indumenti atti a celare il volto. Sembra una cosa così terribile? Lo chiedo a voi, 340-6709-659. Intanto andiamo su Repubblica, perché all'interno di Repubblica, con una titolazione molto bella in prima pagina, un giorno di pace, poi si parla anche della Casa Bianca, la profezia di Trump: fermerò anche il conflitto in Ucraina. Dopo Gaza, dove comunque la situazione resta molto triste, l'Ucraina, perché milioni di persone stanno morendo in una guerra insensata. Chiaramente, signori, sono parole importantissime, soprattutto per noi, insomma, che ci siamo a poche migliaia di chilometri e vogliamo che finisca questa menata. Ci abbiamo di mezzo gas, benzina e l'elettricità, tutto che sta aumentando. Papa Francesco: se spellerà i migranti sarà una disgrazia. L'ho detto ieri, a che tempo che fa, parlando naturalmente dell'insediamento di Trump. E poi Joe Biden: il mio negoziato più duro, Hamas non tornerà al potere. Queste le meditazioni sul quotidiano Repubblica per il ritorno di Trump. Repubblica che si occupa anche di Matteo Salvini. Treni, Salvini cavalca la pista dei sabotaggi. Cioè, capite la fantasia anche del titolista? Salvini che cavalca la pista dei sabotaggi. Cioè, se ci sono dei sabotaggi, altro che cavalcarla. Riferirò alle Camere. Cioè, gli avete fatto il culo fino adesso, scusate, voi amici del PD, che deve riferire alle Camere, adesso che ci viene davvero per parlare anche dei sabotaggi, cavalca. L'ultimo caso a Roma, il tentato sfondamento di una centralina elettrica, l'opposizione risponda dei disagi. Il leader della Lega torna a evocare il grande complotto che ferma i treni, causando caos e ritardi in mezza Italia. Dopo l'esposto di ferrovie per le linee veloci andate in tilt a Milano e Termini negli scorsi giorni, 2 piccoli episodi a Padova in una stazione periferica di Roma fanno intervenire il ministro delle infrastrutture. Matteo Salvini, che ha disertato la Camera la scorsa settimana sul question time per i costanti ritardi dei treni, annuncia adesso che a giorni rifederà in Parlamento sui nuovi gravi episodi registrati nelle ultime ore. Anche sul quotidiano Repubblica, a pagina 14, ma in piccino micciò, c'è la proposta della Lega: stop a burqa e niqab nei luoghi pubblici, carcere per chi costringe altri a indossarli. Stop a burqa e niqab, il velo che copre anche il viso nei luoghi pubblici. La Lega torna all'attacco su un suo cavallo di battaglia con una proposta di legge a prima firma del capogruppo in Commissione Affari Costituzionali alla Camera, Igor Iezzi, nella quale chiede una stretta sulla legge del 75 che vieta, per motivi di sicurezza pubblica, di nascondere il viso in luoghi pubblici. Il testo del 75 prevede infatti una deroga in caso di giustificato motivo che la Lega propone
propone di cancellare, quindi togliere il giustificato motivo. Non solo, la proposta aggiunge un nuovo reato per punire chi costringe con violenza o minaccia qualcuno a indossare il velo, che può essere punito con il carcere fino a 2 anni e una multa fino a 30.000 euro, signori. Altro argomento sul tavolo, voglio il vostro parere, 340 6709 659, leghisti celoduristi, ma anche semplici curiosi all'ascolto di questa radio che si chiama del resto Radio Libertà. Siamo dove siamo? Sul quotidiano La Stampa. All'interno della Stampa, naturalmente parlando di pace, siamo tutti qui a fare il tifo, c'è Antonio Tajani, la sua intervista: adesso pace con tutti gli stati arabi, l'Europa aiuti a stabilizzare Gaza. Il ministro degli esteri oggi a Gerusalemme, tregua facile, Hamas e altri estremisti potrebbero sabotarla. Italia pronta a partecipare a una futura forza di pace in Palestina, avanti con gli accordi di Abramo. Sì a riconoscere un futuro Stato palestinese, ma l'iniziativa deve venire da tutta l'Europa, non da singoli paesi. In Libano, per guidare la missione UNIFIL, proponiamo il nostro generale Abagnara, che ha il gradimento di Tel Aviv e Beirut. Trump ha ribadito il sostegno a Kiev e la pace in Ucraina non si farà in un giorno, ma credo che questo sia l'anno buono. Sui satelliti di Musk sono laico, è solo una questione di mercato, se risultano utili e sicuri vanno presi in considerazione. Così quest'oggi Antonio Tajani, intervistato dal quotidiano La Stampa, che poi si occupa anche di Donald, Netanyahu e Putin, con Jonathan Safran Foer, lo scrittore newyorkese. Donald, Netanyahu e Putin sono segni di un malanno universale. L'allarme dello scrittore: si assiste a una deriva verso l'estremismo e l'eccesso di violenza. Sono molto spaventato dal cambiamento di visione di Mark Zuckerberg rispetto al controllo sui social. Meta al controllo della comunicazione si basa su interessi molto concreti. Abbiamo già fatto passi indietro sulle conquiste fondamentali degli ultimi decenni, con i diritti nel mirino. E poi non esiste più una cultura americana e europea, ma sempre più Apple, Netflix e Twitter. E questa mi sa che è un po' anche vero. Naturalmente fatemi sapere cosa ne pensate. Ancora notizie sono sul quotidiano La Verità, che a pagina 5, a proposito di ideologia al potere, la Toscana impugna l'autonomia ma la usa per far passare il suicidio assistito. Il 28 al voto la legge regionale sull'eutanasia. Gianni si appiglia proprio alla riforma costituzionale che cerca di far saltare, così ricorda Carlo Cambi quest'oggi a pagina 5 del quotidiano La Verità, con Mattarella che dice: le azioni di Craxi cambiarono l'Italia. Sergio Mattarella ha ricordato Bettino Craxi a 25 anni dalla sua morte. Le politiche e le riforme di cui si fece interprete Bettino Craxi sul piano interno determinarono cambiamenti che incisero sulla finanza pubblica, sulla competitività del paese, sugli equilibri e le prospettive di governo, ha detto Mattarella. Ringraziamenti della figlia Stefania, le sue parole restituiscono uno spaccato di verità sull'opera e sulla figura del leader socialista. Ha detto: il gesto del capo dello Stato, tutt'altro che formale, la sua attenzione rappresentano un ulteriore passo affinché, come ripeteva Craxi, la storia sia scritta bene. E quindi quelle monetine che volavano, ce le siamo completamente dimenticate. Il Papa che va per la terza volta da Fazio e santifica il cappellano di Casarini. Bergoglio ha promosso il suo libro e difeso l'immigrazione, tra gli ospiti Cecilia Sala. Chiaramente anche quest'oggi il quotidiano La Verità ha molti argomenti e insomma scoprite anche questa Sala che cosa vuole fare da grande. Zaia, non abbiamo bisogno di viceré.
Lo so, e se comprate il quotidiano La Verità vi tocca leggere a pagina 6 l'intervista a Maurizio Lupi, Lupo de Lupi, ci scherziamo, ma questo diventa sindaco, il leader di Noi Moderati, il governatore è bravo, ma senza coalizione non ce l'avrebbe fatta. Ruffini e Prodi parlano ai giornalisti e non alla società. Sala sta infarcendo Milano di proibizioni, il centrodestra può batterlo. L'intervista di Antonio Rossitto a Maurizio Lupi, che guarda un po' è anche quasi l'unico candidato del centrodestra in questo momento a Milano. E naturalmente, se fate i bravi, magari nei prossimi minuti vi leggo anche l'intervista, riassumo per rituffarmi poi a pagina 7, perché a pagina 7 c'è anche, eccolo qua, con quella faccia simpatico più che mai, ma davvero, Marco Minniti, quello che gesticola, l'ex ministro dell'interno del PD, che poi ha pensato bene di andarsene perché diceva cose che non erano da PD. In questo clima antipolizia possono inserirsi lupi solitari, cioè Lupo de Lupi di qua e Lupo Lulì, l'ex ministro. Trump è stato decisivo nella tregua a Gaza, l'America si riprende il suo posto nel mondo, l'Italia ora può essere protagonista e non solo mediatrice. Federico Novella, disordini di piazza, inaccettabile attaccare la polizia. Mi preoccupa il clima di violenza, i lupi solitari nelle nostre periferie potrebbero risvegliarsi e troppo spesso la politica continua a sottovalutare il problema sicurezza. Dai moti di piazza contro le forze dell'ordine al nuovo corso presidenziale di Donald Trump, Marco Minniti, presidente della fondazione Med-Or, si interroga sui nuovi equilibri mondiali. Il neopresidente è stato decisivo nella tregua a Gaza, è una svolta, l'America si riprende il suo posto nel mondo. L'operazione Cecilia Sala, impeccabile. L'Italia ha l'opportunità di non essere soltanto mediatore, ma protagonista nel quadro mondiale. Così quest'oggi Minniti, intervistato a pagina 7 sul quotidiano La Verità. Dopo torniamo anche su Lupi, me lo richiedete, abbiamo la clac su Lupi, ma prima Libero, signori, a pagina 6, subalternità culturale, anche questa non la sapete mica, altro che lite sul latino. Nella scuola di Mestre i bambini delle elementari studiano il bengalese. La primaria Cesare Battisti organizza lezioni facoltative agli alunni immigrati per potenziare la conoscenza della lingua del paese d'origine. Ira della Lega, no alla sottomissione. Qui si deve imparare l'italiano. Pietro De Leo, il finale del film è già prevedibile, il milieu progressista, lesto nell'alzare il ditino sulla scelta del ministro Valditara di inserire lo studio facoltativo del latino alle medie, sospirerà di speranza su quella scuola elementare di Mestre che ha deciso di attivare un corso di bengalese. E certo si dirà, mentre il primo è lingua considerata come luogo comune morta, il latino, il secondo è ben vivo, e il bengalese viene parlato da migliaia di migranti del Bangladesh. Obiezione prima, il latino è lingua vivissima come palestra mentale, etimologica, utile ad allenare al ragionamento e a respirare le nostre città, dove si palesa in ogni dove un monumento con incisa una scritta, per non parlare delle chiese. Obiezione 2, se non deve essere l'italiano la lingua comune anche nelle seconde generazioni, come si costruisce l'integrazione? Spieghiamo nello specifico quanto sta accadendo, raccontato in un articolo del Gazzettino di ieri. La scuola primaria Cesare Battisti ha un alto numero di alunni di origini bengalesi che sono la maggioranza. Dunque, per non far perdere il legame con le proprie origini, è stato attivato un corso per coloro che frequentano le quinte classi, una iniziativa che alla scuola non costa niente, perché il progetto è del Consolato Generale del Bangladesh a Milano e del Console Onorario del Bangladesh a Venezia. Questi enti hanno fornito libri e messo a disposizione degli insegnanti qualificati. Il ciclo si sviluppa
in 21 lezioni al sabato mattina fino alla fine dell'anno scolastico. Si articola su 2 livelli, uno per principianti e uno intermedio. La dirigente scolastica ha spiegato alle colonne del giornale Il Gazzettino che già sono stati attivati corsi di coreano con l'Associazione Culturale di Venezia e lezioni di lingua e cultura romena che interessano pure gli studenti di origine moldava e che sono stati stretti gemellaggi con Germania e Francia. Tornando allo studio del bengalese, l'obiettivo esplicito è quello di mantenere una dimensione multiculturale. Tutto viene svolto in piena volontarietà, certo, ma considerando la scala di priorità viene da pensare se sarà più utile non far perdere le radici, cosa di cui ogni famiglia può occuparsi singolarmente in 1000 modi, o magari potenziare lo studio dell'italiano, visto che, come dimostrano molti dati, la comprensione dei testi e la capacità di scrittura è un tasto dolente, specie per le generazioni più giovani, e ti immagini quelli che parlano la lingua del Bangladesh. Qui ci fermiamo, sono le 9, c'è la pausa, ma soprattutto tra pochi istanti arriva il capogruppo della Lega, Riccardo Molinari. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Saremo creduloni, ma ci crediamo anche noi. Davvero, fidarsi a volte. Ecco, il cantante indipendente delle ore 9 si chiama Dottor Franchini Project, si chiama Massimo Franchini da Castelnuovo Rangone in provincia di Modena e in 30 secondi ci manda anche un saluto. Bene, innanzitutto un saluto agli amici di Radio Libertà. Mi chiamo Massimo Franchini, sono un cantautore psicologo. Mi piace vedere la musica come veicolo comunicativo universale. Il brano Fidarsi a volte è un brano che invita certamente a riflettere su una cosa molto importante, cioè sul tema della interiorità, cioè la capacità di vedersi in modo autentico dentro di sé e soprattutto del fatto che la vita è fatta appunto di fatti concreti, in cui io credo molto, di fatti concreti ma fatti con amore. E quindi credo che i fatti sono importanti, se dietro però c'è l'atteggiamento così positivo e di amore. Quindi vi invito così a ascoltare la mia canzone diverse volte e spero che vi piaccia e vi colpisca al punto da poterla ascoltare. Grazie mille, un abbraccio e un saluto a tutti. Qui Parlamento. E qui la voce di Semi Varin che vi dà il buongiorno, cari ascoltatori di Radio Libertà, ma il buongiorno ve lo porta ogni lunedì intorno a quest'ora il capogruppo alla Camera della Lega e segretario Lega Piemonte, Riccardo Molinari. Ciao! Ciao Semi, buongiorno a tutti. Buon mattino! E subito l'equazione del Molinari che hai lanciato negli ultimi giorni parlando di terzo mandato e se ne parla ancora quest'oggi sui quotidiani. Lega uguale autonomia uguale Nord. Troveremo la quadra sul terzo mandato per Luca Zaia? Questa è un po' la domanda che ci stiamo facendo tutti quanti in queste settimane e con interventi di vari esponenti. Oggi è intervenuto Fedriga, ma anche il sindaco di Milano Sala, sugli incidenti che avvengono per colpa di immigrati e poi qualcuno ci muore pure, non ha detto bah, ma sul terzo mandato siamo tutti d'accordo con Sala, questo non possiamo dir di no. Cosa si sta muovendo, Riccardo Molinari? Oggi sapremo anche se andremo a referendum oppure no sull'autonomia, se l'Italia si spaccherà su questo argomento. Non siamo riusciti a spaccarla ai tempi della secessione noi della Lega, adesso la spacca il PD per fare il referendum sull'autonomia. Partiamo da questi argomenti. Molinari. Sì, allora, sul referendum sull'autonomia lo sapremo oggi e io penso che sia difficile che la Corte Costituzionale possa autorizzare il referendum, visto e considerato che c'è già stata una sentenza della Corte qualche settimana fa che ha indicato chiaramente al Parlamento quale modifiche fare al disegno di legge Calderoli, quindi visto e considerato che quella è una cosiddetta sentenza additiva, quindi una sentenza che già modifica la legge e che possa stare in piedi il referendum su un testo che di fatto la stessa Corte ha cambiato, secondo me è complicato, però insomma aspettiamo di vedere, perché anche la sentenza della Corte sul DDL Calderoli, insomma, diciamo che su alcuni aspetti ci ha sorpreso in negativo, perché ha ridimensionato insomma alcuni aspetti della legge rispetto alla visione di autonomia che abbiamo noi, ad esempio il fatto che le competenze non possono essere delegate in toto alle regioni ma solo su alcuni aspetti, dal mio punto di vista contrasta proprio con quello che c'è scritto nella Costituzione, perché già oggi allora con le materie concorrenti lo Stato fa la legge di cornice e le regioni fanno la legge di dettaglio. Per la Corte Costituzionale sembra quasi che più di questo non si possa fare, no? Comunque stiamo a vedere cosa succederà oggi. Questione del terzo mandato è una questione, diciamo, di grande attualità, anche se va detto che la Lega questo tema lo sta ponendo da tempo, nel senso che abbiamo provato più volte a presentare emendamenti a diversi provvedimenti nell'arco di questi 2 anni di legislatura. Abbiamo cercato di confrontarci con gli alleati del centrodestra per porre la questione del terzo mandato, ma più che altro per togliere la questione di togliere il limite ai mandati. Siamo riusciti a farlo per i comuni più piccoli, quindi oggi non c'è più, grazie all'intervento della Lega, il limite di mandato per i sindaci sotto i 5.000 abitanti e abbiamo esteso da 2 a 3 i mandati per i sindaci dai 5.000 ai 15.000 abitanti. Quindi è un tema che abbiamo già posto sul tavolo e quello è il massimo di compromesso che abbiamo raggiunto. È chiaro che ora col caso Zaia
visto che questa vicenda ha anche un nome e un cognome, perché Luca è un governatore che di fatto non potrebbe più candidarsi, però è al suo tempo il governatore più amato d'Italia, con oltre il 70%, che ha vinto con oltre il 70% di consensi nel Veneto. Ora il tema diventa politico, perché è chiaro che togliere il limite dei mandati permetterebbe a Zaia di correre, e se Zaia potesse correre penso che nessuno del centrodestra potrebbe mettere in dubbio il fatto che spetti a lui e alla Lega la guida del Veneto, e sembra quasi che gli alleati del centrodestra vogliano non discutere di terzo mandato per impedire a Zaia di candidarsi e per rimettere in discussione la presidenza del Veneto. Allora, il ragionamento che faccio io è molto semplice, che indipendentemente da Zaia, anche se credo che dobbiamo tutti quanti lavorare perché questa possibilità del terzo mandato ci sia, ed è anche la posizione che ha preso il direttivo federale giovedì, quando abbiamo affrontato la questione. Penso che al netto della questione di Zaia, che vedremo come finirà, ma che la Lega deve porre sul tavolo politico, ci sia al tavolo, cioè sia la questione politica di chi deve indicare il presidente del Veneto. E allora io penso che la Lega debba far valere un principio, che non si contino soltanto i voti ma si pesino anche. In questo momento Fratelli d'Italia certamente è il primo partito, ma essere il primo partito non significa poter pretendere di avere tutte le principali candidature. E noi siamo il partito dell'autonomia, siamo il partito che è nato e radicato al nord, e quindi penso che in una regione autonomista come il Veneto, dove c'è stato un referendum per l'autonomia, che è stata una delle regioni motore di questa riforma, penso che la Lega abbia la prelazione sulla scelta del candidato. Io quindi penso questo, che noi dobbiamo far valere questa nostra specificità di partito dei territori, dell'autonomia e del nord, perché questa è la storia della Lega, e questi sono anche poi i dati di fatto sul numero di amministratori, sulle aree in cui siamo più radicati e presenti nella società. Le regioni sono principalmente le regioni del nord, perché ripeto, dove siamo nati, dove ci siamo da più di 30 anni, e questo credo sia un tema che va posto agli alleati, che lo devono capire, anche perché se Giorgia Meloni vuole tenere insieme la coalizione non deve comportarsi da capo di Fratelli d'Italia, deve essere il capo della coalizione. E Berlusconi, quando era capo della coalizione, col PDL che viaggiava quasi sul 40%, se ricordate tutti, lasciò proprio a Zaia la presidenza del Veneto nel 2010, alla Lega, e a Roberto Cota la presidenza del Piemonte, nonostante il PDL fosse 4 volte più forte della Lega, ma c'era una questione politica sul nord. Ecco, io penso che dovremmo porre la stessa questione e provare ad avere il mandato in più per Zaia, ma come per tutti gli altri governatori, anche per Federica piuttosto che Fugatti, per i sindaci, anche per i sindaci di sinistra. Cioè, quando Sala dice giusto il terzo mandato, che il terzo mandato non è ad personam per Zaia, ma ci sono tanti altri amministratori che sono nelle stesse condizioni, a partire proprio dal sindaco di Milano, perché riteniamo che quando c'è l'elezione diretta, come sui comuni e sulle regioni, ci sia il popolo sovrano che è pienamente capace di valutare se l'amministratore ha lavorato bene o no e confermarlo o meno. Quindi porre la questione del mandato e in subordine porre la questione della scelta al nord dei candidati da parte della Lega. Assolutamente sì, non ti leggerò i messaggi che sono arrivati mentre tu parlavi, perché molti dicono appunto che come rappresentanti delle regioni del nord ci devono essere personaggi che hanno portato avanti in questi anni le nuove leggi per rivoluzionare la vita, partendo proprio dai cittadini del nord, parlando di autonomia uguale Lega uguale Zaia, c'è poco da fare. Mentre Tosi, non ti farò certo una domanda su Tosi, lo vediamo un po' insofferente verso la Lega, verso l'autonomia, ma una cosa reciproca, quindi lo dico, i nostri ascoltatori ci stanno trasmettendo questa sensazione non positiva verso un candidato sbandierato chiaramente da Forza Italia, ma anche da Fratelli d'Italia, Tosi, che non sta simpaticissimo, ma politicamente, of course, tutto politicamente. L'ultima battuta te la chiedo invece su quello, non sulla tregua in Medio Oriente, perché siamo naturalmente tutti ottimisti, contentissimi di questa cosa e quindi felicissimi che qualcosa si stia muovendo con l'arrivo di Trump, con la Meloni che è andata da Trump, ma con Salvini che non è andato insieme alla Meloni,
per un buon motivo, e cominciamo a parlarne seriamente su tutti i quotidiani, e penso che se ne parlerà anche in Parlamento. Troppi incidenti anomali sulle linee ferroviarie, emergono dubbi e anche le prove. Riccardo. Beh sì, come avete visto nella settimana passata, i vertici di FS hanno fatto un esposto alla Procura della Repubblica molto dettagliato, proprio sospettando ipotesi di sabotaggio, e anche le notizie, diciamo, del weekend vanno in quella direzione, cioè la vicenda di quella catena, quel catenaccio da bicicletta trovato sui tralicci in Veneto, piuttosto che il tentativo a Roma, in provincia di Roma, di assalto di una centralina elettrica con tentativo di sfondamento, tutti i segnali che dimostrano che effettivamente, che siano sabotaggi, che siano vandali, che siano sbandati, tutto quello che vogliamo, ma c'è chi ha in qualche modo contribuito ad aumentare gli incidenti, i ritardi, che hanno creato tanti disagi ai cittadini nelle ultime settimane. E guarda caso, peraltro, come giustamente ha evidenziato Salvini, dopo che è stato fatto l'esposto, il giorno dopo non c'è stato nessun rallentamento, nessun incidente. Ora, bene fa il segretario a voler fare chiarezza su questo aspetto, tra l'altro aggiungendo una cosa, che c'è certamente questa problematica possibile, vedremo come andranno le indagini, dei sabotaggi, quindi di incidenti causati per creare un danno alla circolazione e magari anche per creare un danno politico al ministro e alla Lega. Va anche ricordato però che se oggi abbiamo dei problemi sulle linee, dei rallentamenti, è perché ci sono 100 miliardi di euro investiti sul rinnovamento della linea ferroviaria, e quindi ci sono cantieri in tutto il paese, cantieri che si stanno facendo in questi momenti, cantieri che ha avviato Matteo Salvini, e cantieri che sono anche il frutto di quel PNRR che tutti hanno applaudito e sono scorticati le mani ad applaudire per quanto fosse importante. Siamo tutti d'accordo, eravamo quantomeno tutti d'accordo sul fatto che la linea delle ferrovie italiane fosse una linea vetusta rispetto a quelle di Francia, di Germania, della Spagna, e una linea vetusta va rimodernata. E se la rimoderni, e i soldi del PNR servono soprattutto per rimodernare le ferrovie per quanto riguarda la parte infrastrutturale, se rimoderni una linea che è vecchia perché per decenni non sono fatti i lavori, è purtroppo normale che qualche disagio ci sia. Qui credo che Matteo dovrebbe chiedere spiegazioni e far dare pubblicamente spiegazioni a qualche vertice delle ferrovie o di Trenitalia, che probabilmente dovevano avvisare e rendere consci i cittadini che a fronte di un cantiere può esserci un disagio. Io penso che qualunque cittadino di buon senso possa capire che se c'è un cantiere, si sa quando inizia, quando finisce, e si sa che porterà dei vantaggi, possa anche essere disposto ad accettare dei disagi. Una delle cose che è mancata è stata la comunicazione su questo, e quindi penso che su questo forse fra i vertici delle ferrovie qualche spiegazione andrebbe chiesta. Assolutamente sì, torneremo sull'argomento, così come torneremo sulla bella proposta della Lega sullo stop al velo nei luoghi pubblici. È una bandiera da sempre della Lega, guardando alla vicina Svizzera, non è vero, Riccardo? Assolutamente, ma paradossalmente guardando anche alla vicina Francia, nel senso che è un tema di laicità, è un tema di sicurezza, è un tema anche di rispetto della donna, quindi ogni cultura può avere le sue particolarità, ma se vieni a vivere in Europa, in Occidente, qua in Occidente non copriamo il volto delle nostre donne, perché c'è l'eguaglianza uomo-donna, e indipendentemente dalla ragione di ciascuno bisognerebbe adattarsi. Penso sia un principio di laicità oltre che di sicurezza, che appunto hanno già messo in campo diversi altri paesi, anche con governi non di centrodestra, ma che in passato hanno fatto queste leggi proprio sul principio della laicità. Vedrete che fuoco alle polveri da parte della sinistra, ma qua dobbiamo fermarci, grazie al capogruppo alla Camera della Lega e segretario Lega Piemonte, Riccardo Molinari. Buon lavoro, Riccardo. Grazie Sammy, un saluto a tutti e buona settimana. Qui
Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin, sì, io le linee le apro allo 0292947222, anche se finisco di leggere due cose veloci sul quotidiano Il Corriere, che all'interno troppo forte, parlando naturalmente di Trump e dei suoi alleati durante l'insediamento, mette tutte le foto, i volti di chi saranno i collaboratori di Trump, Marco Rubio agli esteri, un senatore rispettato, Pam Bondi, la procuratrice che lo difese la giustizia, Peter Hegseth, il soldato scelto a capo del Pentagono, Christine Noem, una dura alla sicurezza interna, Russell Vought, la mente del Project 2025 al bilancio, Joe Ratliff per la CIA, il fedelissimo anticinese, Howard Lutnick, l'icona di Wall Street al commercio, Tom Human, l'antimigranti a guardia dei confini, Kash Patel, l'uomo delle vendette per l'FBI, Suzy Wells, la schiva Ice Baby, guiderà lo staff, Stephen Miller, il consigliere in lotta contro i globalisti, Michael Watts, il veterano della sicurezza nazionale, fedelissimi e miliardari. Ma nella pagina di là, dai, fatemeli dire, c'è Tulsi Gabbard, l'ex dem chiamata all'intelligence, Chris Wright, il negazionista climatico all'energia, Haley Stefanik, la sostenitrice di Israele scelta per l'ONU, Robert Kennedy, un Novax complottista alla sanità, Doug Burgum all'interno, il sostenitore delle trivelle, Scott Bessent, il repubblicano anomalo al tesoro, Elon Musk, il più ricco del mondo all'efficienza, White Rosemary, il nemico dei burocrati al Doge, Paul Hawkins, il padrino dei mercati alla SEC, Stephen Witkoff, l'inviato in Medio Oriente porta risultati, Cale Kellogg, l'ex generale per la pace in Ucraina, David Sachs, la PayPal mafia alla gestione dell'intelligenza artificiale. Questi principali collaboratori di Donald Trump. 0292947222. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Buongiorno. Sono Angelo di Parri, buongiorno. Quella. Ne hai raccontate abbastanza adesso. Orco, parla tu che prendo un po' di fiato, dai. Ecco. Il motivo della mia telefonata è la propaganda comunista dei cati comunisti che c'è qua a Bergamo. Vi spiego in dettaglio. Giovedì ero al bar Balzer di Bergamo allo stadio, perché ero andato giù per andare per la Dea per prendere i biglietti dell'Atalanta. Entra una bella signora, no? Con in mano la Repubblica, anzi era venerdì, si mette lì, la larga fuori, la legge bella, dopo 5 minuti, track, e lascia Repubblica lì sul tavolo. Perché? E mi è venuto in mente che qua a Ponte Nossa, sempre qua in Valle Seriana, provincia di Bergamo, un giorno sono andato giù al bar e ho chiesto se c'era lì la Gazzetta o quello che è, mi fa sì qui, e poi il signore mi fa guardi che c'è anche Repubblica, perché gli ho detto no, quel giornale lì se lo può mettere più o meno. Grazie, no? Grazie caro, facciamo No. propaganda con Repubblica, sembra incredibile. A Bergamo, chiaramente parliamo di una città comandata dal centro-sinistra, e quindi però non avrei mai pensato che fossero, tra virgolette, ridotti a lasciare il quotidiano Repubblica sui tavoli del bar. È un segnale, ragazzi, si ride e si scherza, ma è un segnale importante, perché si sibila di possibile vendita di Repubblica, ma sono sibile, scoregge se volete, proprio penserebbero loro, se glielo dici in redazione ti rispondono così. 0292947222. Invece, a proposito di Corriere, che non si vende il Corriere, ora serve una nuova forza, terzo mandato sacrosanto. Intanto che riempite il centralino di telefonate, vi ricordo che a pagina 21 del Corriere Maurizio Giannattasio intervista Sala, che dice: la Schlein va supportata, ma lei sa che manca qualcosa accanto al PD. Si parla di terzo mandato, signori, non si parla assolutamente di ciò che è avvenuto a Milano sul fronte sicurezza. Sicurezza assolutamente non
compare tra le domande che il signor Maurizio Giannattasio ha fatto al sindaco di Milano, che comunque è dei nostri, è dei nostri. Terzo mandato, assolutamente. So che non passerà mai, ma siamo l'unico paese con un limite di mandati. Penso che ci sia ancora il condizionamento del fascismo, la paura di dare troppo potere. 0292947222. A voi la parola. Pronto? Buongiorno signor Semmi di Setta. Quella. Prima cosa, condoglianze alla famiglia di Leo Siegel. Davvero. Seconda cosa, volevo dire sul gas per riscaldamento domestico. Allora, signor Semmi, che cosa gli hanno aggiunto? Quest'anno il gas è molto leggero, tanto per dire che non vale niente. Sembra che abbiano aggiunto dell'acqua. Tutto questo per dirvi che il gas che ci arriva adesso non si sa da dove viene e purtroppo non arriva più dalla Russia. Cari ascoltatori, non demolizziamo, ripeto, non demolizziamo il Cremlino, per piacere. Le bollette arrivano molto care e questo non va bene a noi, va malissimo signora Meloni. E per la cerimonia di oggi dell'insediamento di Trump in America c'è solo la Meloni. Allora, gli altri capi di Stato, signor Semmi, cioè Scholz e Macron, perché non sono andati? Come mai? Un bel punto di domanda. Io la saluto e buona giornata. Grazie per metterci queste pulcettine nelle orecchiette, ragazzi. La sensazione che il gas scalda di meno rispetto agli altri anni ce l'avete? Oddio, in questi giorni ha fatto freddo, non facciamo terrorismo. È minimo, è la Meloni andata unica europea da Trump. Non fa un po' impressione sta cosa? 0292947222. Pronto? Pronto, buongiorno Semmi, buongiorno. Prego. Dal Veneto, buongiorno. Te la metto io un'altra pulcetta. Ecco. A proposito di lasciare il giornale La Repubblica sui vari tavoli o come fanno altre testate online per esempio. Ma perché questo? Semmi, perché? Perché avete anche voi rifinanziato la legge sull'editoria, per cui questi stampano anche se non vengono lette o prelevate. Vale il principio di quante sono state stampate. Questa è una grossa porcata che nella finanziaria avete permesso. Grazie Semmi, buona lettura della Repubblica. Grazie, capito? Quindi mollano lì le copie perché non le compra nessuno. 0292947222. Pronto? Linea caduta? Allora è l'occasione buona per entrare in questo momento. Mentre vi leggo un po' di WhatsApp, certamente grazie a chi ci sta scrivendo, a chi ci ricorda riguardo ai presunti sabotaggi delle ferrovie. Quando avverrà l'apertura del fascicolo a carico di Landini, detto testa di legno, come atto dovuto per istigazione a compiere reati contro il patrimonio pubblico? I magister dormono? Mozzarella guarda altrove, svegliamoci. Di chi parli, Ruggero? Non capisco, veramente. Praticamente per i democratici gli unici che sanno governare sono loro sono gli unti del Signore per il popolo democratico eletto. I compagni, voi tre buchi nel naso, sono convinti di essere i migliori del creato, solo che il buon senso gli è sconosciuto, quindi sono peggio degli altri. Il bengalese non glielo insegnano i genitori o non lo conoscono neanche loro? Quando si dice che il PD non ha un briciolo di buon senso né di logica. E ancora WhatsApp, non sono andati perché non sono stati invitati, solo Meloni per l'Europa. Guarda che interessante sta robettina, veramente interessante. Il giustificato motivo del burka può essere perché le donne arabe sono in maggioranza brutte e preferibile nasconderle. No Marco, prendo le distanze, non è vero. Ancora una chiamata, pronto? Pronto? Ciao Buongiorno. Semmi. Ciao. Telefono solo per fare le condoglianze alla famiglia di Leo Siegel. Grazie, ciao. Grazie. In chiusura di rassegna stampa vogliamo davvero ricordare lo storico speaker di Radio Padania, Radio RPL e anche di Radio Libertà. Fino all'altro anno è stato con noi. È stato politico innamorato della sua Milano, è lui che ha tirato fuori per anni il bombardamento di Gorla,
quella scuola bombardata per errore, così si dice, evocata anche in una canzone nell'ultimo album di Enrico Ruggeri. È stato soprattutto allenatore della nazionale padana con tanti successi di cui hanno dovuto parlare anche molti quotidiani. Lo ricordiamo chiaramente, lo ricorderemo. C'è ancora l'ultima chiamata, pronto? Ciao Sammy, Augusto da Lecco. Poi Augusto. Ciao. Ascolta, noi il gas, da quando abbiamo rotto i rapporti con la Russia, lo dobbiamo comprare dagli Stati Uniti. Lo paghiamo dalle 3 alle 5 volte in più e qualitativamente fa schifo. In più, gli americani lo estraggono con una tecnica che si chiama fracking, che è devastante dal punto di vista ecologico. Questo è uno dei tanti problemi che ci portiamo dietro, avendo fatto quella scelta idiota e sconsiderata di rompere i rapporti con la Russia, che da sempre sono stati ottimi. Aggiungo che gli americani ci hanno piazzato sul nostro territorio le bombe nucleari, le famose B6112, di cui noi non abbiamo il controllo. Quindi, oltre alla beffa, anche al danno. Guardate quanto siamo coglioni. Spero in una riscossa. Ti saluto e ti ringrazio, Sammy. Sono io che ringrazio te, ci sentiamo un po' tutti coglioni, ma è il momento di andarcene, quindi torniamo a parlarne di questo più avanti, nel secondo spazio di Sammy Varin, dalle 11 a mezzogiorno, quando avremo anche un ballerino e una presentatrice modella. Cosa volete di più nella vita? Grazie a Francesco, a più tardi.